Pronti? 1, 2, 3. Primo segnale convalidato. Con Bolivar Rock che viene sopravanzato da Beethoven Griff che va a condurre, però si sposta subito Bolivar Rock e va a chiedere nuovamente il cambio al leader. In terza posizione si è sistemato intanto Brenda Kapp, 200 iniziali in 16,2, passa a condurre Bolivar Rock. In seconda posizione rimane Beethoven Griff, poi Brenda Kapp che precede Brad e quindi in coda Bob Logan, in 400 in 31,3, 15,1 davanti alle tribune. Bolivar Rock in vantaggio, tutti in fila indiana alle sue spalle dopo 500 metri di gara. Bolivar Rock continua a condurre su Beethoven Griff, Brenda Kapp, Brad, Bob Logan che dalla coda muove, viene però anticipato da Brenda Kapp. Tanto 800 di comodo con un parziale ora in 15,7 per Bolivar Rock che continua a guidare. In sediolo Leonardo Vastano, seconda posizione per Beethoven Griff, più indietro c'è Brad mentre si impegnano per corsie esterne Brenda Kapp e Bob Logan. Primo chilometro in 1,18,9, secondo passaggio davanti alle tribune, non cambia nulla tatticamente, con in vantaggio Bolivar Rock, nella sua scia rimane Beethoven Griff, all'esterno si impegna Brenda Kapp con in schiena Bob Logan, mentre ha perso contatto Brad che insegue una trentina di metri dalla testa. Parziale ora in 14,7, ha cominciato ad accelerare la leader Bolivar Rock che a 650 dal palo ha sempre in schiena Beethoven Griff, all'esterno Brenda Kapp che si impegna mentre Bob Logan è in scia. Per il momento però i due all'esterno non riescono ad avvicinare la testa. Bolivar Rock in vantaggio a 450 dal palo, una frazione ora in 14,7 per affrontare la curva conclusiva. In scia c'è sempre Beethoven Griff, all'esterno generosamente Brenda Kapp, più indietro Bob Logan, metà della curva finale superato con in vantaggio Bolivar Rock, sposta a questo punto Beethoven Griff che va al suo esterno e tenta l'attacco all'ingresso addirittura d'arrivo. Match a 2 per la vittoria con Beethoven Griff che però risolve presto i problemi e nel finale passa per chiudere nettamente. Secondo posto per Bolivar Rock, al terzo finisce Bob Logan. 1,16,5 con 29,2 a chiudere dopo un 29,7 di penultimo quarto. La vittoria per Beethoven Griff, Vittorio Miniero che apre così la sfilata dei vincitori. Il training è di Francesco Virzì. Andiamo a rivedere le fasi finali. Bolivar Rock che tenta la difesa, ma Beethoven Griff che è riposato in scia a tutta strada, di spunto, conferma l'ottimo momento e viene a vincere nettamente Vittorio Miniero, Francesco Virzì, Beethoven Griff.